maestro. Ritrovi le parole, dottoressa, eccola qui. Grazie. Anche fuori. Capolavoro della musica. Se mi permettete voglio dedicare a una persona per me speciale che ho la fortuna di avere dietro, mia figlia Aurora e la mia compagna Adele. A te che con un bacio sospirato hai riempito la mia vita, hai guardato nei cassetti e li fatti nel mio cuore, colorando le mie scale come anemoni di mare. A te che questa vita ha presentato senza sconti un prezzo alto e pagato tutto quanto con le lacrime e il sudore, senza affronto nei capricci nel rispetto dell'amore. A te che sei il mio sole quando piove, l'orizzonte ne confine, il mio inizio e la mia fine. A te che sei il mio ieri, il mio presente e il domani che verrà. A te la verità dei miei occhi, con te dirò quello che sarà. A te che sei la pura sorgente, con te io spegnerò la mia sete. A te tuo cuore limpido, sincero, che hai saputo poi svelare il segreto di mistero, si è fermato ad ascoltare con pazienza per sentire come chi vuole capire. A te che non mi dai in giro, hai saputo come fare, sormontare i gradini e pian piano superare quegli ostacoli che hanno imposto, intralciando il tuo cammino. A te che non mi hai dato mai un motivo per sentire a dubitare e per non sentirmi vivo. A te che tra le cose più speciali sei il più grande dei regali. A te la verità dei miei occhi, con te dirò quello che sarà. A te che sei la pura sorgente, con te io spegnerò la mia sete. Guarda su di noi, risplende il sole, guarda questo cielo che più non piange, e non smettere ormai di credere, perché adesso per noi due incomincia il vivere. A te, 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 a tutti, a voi, tutti, a te, a te, a te, a te. A te che sei la pura sorgente, con te io spegnerò la mia sete. A te canterò questa canzone come posso, con il mio cuore. E a voi, che può sembrare tanto strano, questa sera io e Pietro vogliamo dire che vi amiamo. L'ultimo signor Grazie a lei, colui che scrive queste poesie, che ha scritto
tante belle canzoni, io posso dire, sono sincero, forse le canzoni più belle che hanno riguardato un pochettino il panorama della musica da ballo, e Pietro le ha cantate magistralmente. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo da qualche anno e ha già scritto anche qualche canzone per me e devo dire che sono, diciamo, le mie preferite. Io volevo ringraziarlo, lo ringraziamo insieme. Certo. Lui è il maestro Stefano Del Nego, che è qui con noi.